Buonasera, buon mercoledì, bentornati a Squadra che Vince. Oggi ci occupiamo di un tema che riguarda l'ambiente, ma non solo, anche la prevenzione per cercare di evitare dei dissesti idrogeologici, degli smottamenti, fenomeni che sono diventati di estrema attualità purtroppo anche in seguito ai cambiamenti climatici che fanno sì che ci sia appunto un maggiore aumento di fenomeni anche estremi legati al maltempo, bombe d'acqua, piogge torrenziali e spesso insomma a pagarne le conseguenze sono i cittadini. Parleremo per esempio oggi dell'emergenza accaduta in Toscana, ma ci sono stati anche danni in Veneto. Ma andiamo con ordine. Questo è il tema del giorno, il focus, lo vediamo dal sito veronadaily.it, rischio idrogeologico e le piccole grandi opere necessarie, le allerte per il rischio idrico e idrogeologico che si sono ripetute negli scorsi giorni in Veneto, ma non solo, come ho ricordato anche in Toscana, hanno ricordato la fragilità del territorio e la necessità di prendersene cura. Qual è la situazione in Veneto? Servono più investimenti? Durante la puntata di oggi andremo ad ascoltare le parole del presidente della regione Veneto Luca Zaia, che dice insomma sono necessari 500 milioni di opere di diaframmatura appunto del territorio e stima tra l'altro in 100 milioni di euro i danni rispetto all'ultima ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. Ci sono investimenti che devono andare anche nei confronti dei bacini di laminazione e gli investimenti nel Veronese, in particolare sulle 2 vasche di laminazione realizzate negli scorsi anni nella zona di Custoza del consorzio di bonifica, di cui ci siamo occupati anche con Pantheon, servono proprio per prevenire questi fenomeni. C'è un discorso di consumo di suolo, alternanza con periodi di siccità che rendono instabile anche davvero questo fenomeno. La domanda che vi poniamo oggi è: rischio idrogeologico, problema sottovalutato? Sì, dovremmo costruire con più attenzioni e fare più manutenzione. No, gli enti stanno lavorando sul territorio per prevenire i danni. Dicevamo, Zaia si è espresso, ha calcolato in circa 100 milioni di euro il danno dell'ultima ondata di maltempo. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Oltre ai 100 milioni di danni, direi che è fondamentale ricordare che noi abbiamo la necessità quantomeno di avere $500 milioni per diaframmare, quindi mettere in sicurezza gli argini che sono stati assolutamente molto sollecitati e quindi oggi hanno l'esito del danno di questa alluvione. I lavori riusciamo a farli velocemente, il problema vero è un altro, il problema è che ci vogliono le risorse. Ne ho parlato con il ministro Salvini, ma ne ho parlato in senso generale, visto e considerato che il governo dovrà fare ovviamente un decreto e cominciare a stanziare fondi rispetto a quello che accade. Ieri abbiamo parlato semplicemente della situazione del Veneto, il ministro mi ha chiesto quale fosse lo stato dell'arte in Veneto, che danni abbiamo avuto, gli ho detto guarda, abbiamo un centinaio di milioni di euro di danni, certo è che il vero danno che non si vede è quello sugli argini che vanno messi in sicurezza, quindi vanno diaframmati, vanno rinforzati, reduci anche dalle gallerie delle nutrie che fanno non pochi danni. E queste erano le parole del presidente della regione Veneto Luca Zaia, quasi per una sorta di presentimento. Probabilmente era anche nell'aria che arrivasse un'ondata di maltempo, forse non così straordinaria, ma pochi giorni prima della presunta piena dell'Adige, per fortuna scongiurata anche grazie all'apertura della galleria di Torbole, dell'Alto Garda, Verona è stata risparmiata da un'esondazione da parte del fiume Adige. Dicevamo, qualche giorno prima di questi eventi che hanno provocato qualche danno, soprattutto a Ponte Nuovo, la protezione civile di Verona e i corpi di protezione civile e quelli della provincia, assieme all'amministrazione comunale di Verona, hanno dato vita a una maxi operazione, a una maxi simulazione, chiamata anche esercitazione, coinvolgendo più di 500 persone distribuite in 53 gruppi. E qui vediamo alcune foto proprio di fine ottobre in cui l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, insieme al sindaco di Verona Damiano Tommasi e il capo della protezione civile Luigi Altamura, hanno incontrato i volontari della protezione civile e i corpi
della Protezione Civile, e proprio sull'Adige, prima ancora che si ingrossasse davvero così tanto, dicevamo, sono intervenuti e hanno simulato un'operazione di intervento quanto mai propedeutica, perché come sappiamo da lì a un paio di giorni l'Adige si è ingrossato con tutte le conseguenze del caso. Quindi davvero ancora una volta è importante fare prevenzione, prepararsi, perché nel momento in cui serve intervenire è importante esserci. Dicevamo, e cominciamo tra poco a sentire, ascoltare le nostre interviste ai nostri ospiti di questa sera, l'Ordine degli Ingegneri di Verona nel mese di ottobre ha organizzato un evento proprio nella sede dedicato alla protezione civile. Gli ingegneri si mettono a disposizione del comune, degli enti, della provincia, apportando il loro know-how, la loro conoscenza tecnica, appunto per cercare di prevenire questi fenomeni. E allora adesso andiamo un po' in pubblicità, poi lasciamo la parola a Francesco Isalberti, che è un ingegnere e coordinatore della Commissione Protezione Civile dell'Ordine degli Ingegneri. Al rientro poi andremo a raggiungere Luca Brandiele, che è il coordinatore della Protezione Civile ANA Verona. Non solo, è anche coordinatore nazionale del modulo idrogeologico nazionale. Con lui, insomma, vedremo in che modo i volontari da Verona sono partiti in particolare per l'emergenza in Toscana, ma poi ricorderemo anche l'impegno prezioso di tantissimi volontari che usano il loro tempo per il bene comune, per aiutare le altre persone. Spazio quindi alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Con l'HBB TV puoi trovare Radio Adige anche sul digitale terrestre. Collega la tua Smart TV ad una rete internet, wireless o via cavo. Cerca sul digitale terrestre il canale 19 TV7 Triveneta. Premi la freccia in su del tuo telecomando e seleziona l'icona di Radio Adige. Guarda le nostre dirette e ascolta la tua musica preferita. E siamo tornati in studio, come anticipato in premessa parliamo di protezione civile, lo facciamo anche con l'Ordine degli Ingegneri di Verona, perché lo scorso 19 ottobre c'è stato un evento importante qui nella sede proprio di via Santa Teresa 12 in cui si è parlato di questi temi e soprattutto in cui si è in qualche modo presentata nuovamente l'occasione di annunciare la ricostituzione, o comunque sentiremo tra poco dal coordinatore, l'ingegner Francesco Isalberti, della commissione specifica dedicata appunto alla protezione civile. Allora andiamo in collegamento con l'ingegner Isalberti, che è qui con noi. Benvenuto ingegnere. Grazie dell'invito, saluto tutti quanti. Dicevamo, l'evento dell'ottobre scorso presso la vostra sede, diciamo, ha messo insieme davvero figure di spicco nell'ambito della protezione civile, non solo, ma è stata un'occasione anche per ribadire l'impegno dell'ordine attraverso proprio la commissione che lei coordina assieme, diciamo, al collega Alessandro Daipré, che è proprio il referente, no, della stessa commissione. Sì, esatto. La Commissione di supporto alla protezione civile dell'Ordine degli Ingegneri è una neocommissione formatasi giusto quest'anno con l'insediamento del nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri, e è stata fondata come commissione con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per la cittadinanza e le istituzioni e gli enti locali in quelle che sono le attività di supporto alla gestione in caso di emergenza. Per cui l'Ordine degli Ingegneri ha voluto dare una immagine di apertura nei confronti della cittadinanza, appunto creando questa commissione, mettendo a disposizione la propria specialità e i propri tecnici a supporto della protezione civile. Andiamo a riascoltare quindi le parole rilasciate, diciamo, in occasione di quell'evento proprio dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri Matteo Limoni, che insomma ha spiegato il motivo per cui l'Ordine ha pensato a quell'evento. Per questo pomeriggio all'Ordine degli Ingegneri per un convegno importantissimo legato agli ingegneri nel ruolo della protezione civile. Tema molto sentito in quanto anche i comuni devono adottare dei piani comunali di emergenza e di coordinamento anche con la protezione civile. Stiamo parlando quindi di sicurezza del territorio,
dato anche dai cambiamenti climatici, dalle alluvioni che possono esserci più spesso, ma non solo, anche le emergenze comuni e anche tutto quanto il panorama legato alla prevenzione di incendi che può colpire i territori e anche l'azione dei vigili del fuoco. Gli ingegneri entrano a piè pari in queste discipline con le loro competenze sia nell'ambito applicativo sia nell'ambito gestionale, perché queste azioni di protezione civile e di prevenzione sono azioni che vanno da una progettualità iniziale ma poi anche a una gestione nel tempo di questi piani, che possono avere una evoluzione anno per anno a seconda delle esigenze, quindi sono delle azioni dinamiche e che vanno quindi gestite. E chi meglio di un ingegnere può fare questo ruolo e dare una mano al territorio, agli enti e quindi a tutti i comuni, ma anche agli enti preposti ai controlli, che sono appunto i vigili del fuoco e la protezione civile in generale. Quindi stiamo facendo un momento di formazione e di cultura sulla sicurezza. Come ogni cosa legata alla cultura e alla sicurezza ha un costo, ma per il territorio e per la società costa molto di più la non cultura e la non sicurezza. Ecco, ingegnere Isalberti, torno un attimo da lei. L'Ordine degli Ingegneri in particolare è aperto, lo testimonia anche la rassegna che da anni portate avanti, la rassegna Open, che quest'anno è rassegna Open 100 in virtù anche del centenario dell'Ordine, è aperto alla città e, come sottolineava il vostro presidente, voi, oltre ad essere dei professionisti, attraverso l'Ordine cercate di mettervi a disposizione proprio del territorio, in particolare degli enti pubblici, proprio per far capire che ci deve essere una interconnessione importante di professionisti del territorio, ordini professionali, perché no, anche aziende private in alcuni casi. È fondamentale questo, no? Sì, assolutamente. L'Ordine vuole in qualche modo sottolineare la sua presenza e il suo essere radicato sul territorio, l'essere a disposizione della cittadinanza, di privati e di enti preposti anche al controllo, come appunto ha citato il presidente l'ingegner Matteo Limoni, con l'obiettivo di creare una fitta rete di gestione e una capillare messa a disposizione di quelle che sono le capacità tecniche, gestionali, organizzative della figura dell'ingegnere, per cui il contatto con gli enti, che siano la protezione civile, ma anche sono stati citati i colleghi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, risulta essere fitto e molto, molto proficuo, e direi che l'Ordine si sta appunto orientando verso una sempre maggiore messa a disposizione dei propri iscritti. Dicevamo che i comuni sono i primi destinatari di questo vostro messaggio. Ascoltiamo anche Marco Pietrobon, che è un consulente in materia di piani di emergenza comunale. Buongiorno, sono Pietro Bonmarco dello studio tecnico associato Proterra. Intervengo in quanto lo studio fa da consulenza a molti comuni del Veneto e circa una trentina del Veronese per la redazione dei piani comunali di protezione civile, che potrebbero essere visti come uno strumento di confronto fra tutti gli attori che intervengono nell'ambito della gestione di un'emergenza e della pianificazione della gestione di un'emergenza, quindi amministratori, tecnici, volontari e cittadinanza. Cosa fondamentale è appunto che ci sia un coordinamento tra tutti questi attori e il piano può essere visto come un tavolo di discussione fra tutti questi attori. A questo proposito c'è da dire che i comuni negli ultimi anni hanno incrementato un attimo l'attenzione su questa tematica. Prova ne è che ad esempio molti non si preoccupano di aggiornare un piano di protezione civile esclusivamente ogni tot anni, ma hanno messo in piedi un sistema per cui annualmente ne fanno una revisione.
Iselberti, ecco, non a caso si è ricostituita di recente la commissione dedicata alla protezione civile presso il vostro ordine, anche perché, e lo sentiremo tra poco nell'ultimo contributo di questa parte da Andrea Dabroi, che è il coordinatore nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini di Protezione Civile, insomma, gli eventi che mettono a dura prova la tenuta del territorio a livello idrogeologico, di assestamento del terreno, insomma, sono sempre maggiori. Quindi allo stesso tempo appunto un'attenzione maggiore anche da parte vostra su questi temi, non dico che sia d'obbligo perché è sempre su base in qualche modo volontaria, però è quanto mai opportuna. Sì, certo, il supporto tecnico risulta essere fondamentale nella gestione di attività in emergenza, anche a supporto di attività di volontariato o di gestione in caso di calamità naturali. L'ingegnere per sua natura e per sua definizione risolve le questioni sul campo in maniera tempestiva e diretta, per cui la figura dell'ingegnere in questo caso è chiamata di proposito a dover rispondere a eventi sempre maggiori che in qualche modo vanno a flagellare il nostro territorio, per cui l'ordine e la commissione in questo caso si presenta appunto molto disponibile e ben aperta a qualsiasi tipo di collaborazione e messa a disposizione dei propri tecnici, dal momento che la commissione ne racchiude anche di diverse specialità, dalla parte civile, idraulica, ambientale, con anche figure prettamente formate per le valutazioni anche post situazione emergenziale. Ha fatto bene a ricordare che ci sono diverse specializzazioni nell'ambito ingegneristico e tutte quante contribuiscono ad avere davvero un effetto immediato, come dice lei, di risoluzione di alcuni problemi. E prima di lasciarla vorrei riascoltare le parole, dicevamo, di Andrea Dabroi, che certifica questo aumento di casi e di interventi da parte in particolare dell'ANA e poi andiamo in chiusura con lei. Ancora qualche minuto, ingegnere Iselberti. Sentiamo Dabroi. Negli ultimi 2 anni gli interventi in termini di idrogeologico e dissesti si stanno acutizzando, penso che sia sotto gli occhi di tutti, tant'è che già nel Veronese negli ultimi 2-3 mesi abbiamo avuto una media di interventi di 1 al mese, quindi gli uomini sono usciti 1 volta al mese per fare attività nell'ambito dell'idrogeologico. Se guardiamo invece a livello nazionale, che è quello che rappresento, guardo l'ultimo biennio e vedo che abbiamo fatto interventi molto importanti in tutto, direi, il territorio italiano, perché siamo stati a Stromboli, siamo stati in Emilia, siamo stati nelle Marche, quindi non c'è più una localizzazione dell'emergenza, ma sta tendendo a diffondersi in tutto il territorio italiano, dal nord alle isole, e che ci spinge sempre più a specializzarsi in questo ambito, a essere sempre più tecnici, perché gli interventi richiedono un modo di affrontarli sempre più complesso e sempre più strutturato. Bisogna fare sinergia con le istituzioni che si trovano in loco, quindi a partire dal comune o provincia coinvolta, dalla regione ai vigili del fuoco, a tutte le altre realtà che poi compartecipano all'attività di emergenza. Direi che oggi qui diremo come un ingegnere, quindi uno che ha una preparazione tecnica di base, direi molto spinta, può supportare questo tipo di attività, lo può supportare sia in emergenza sia nel mantenimento di una struttura di volontariato, come nel mio caso, molto complessa a livello del territorio nazionale. Più tardi, Iselberti, parleremo anche dell'emergenza in Toscana, ma guardando in casa nostra, al Veneto, e pensando ad opere ingegneristiche che hanno avuto anche vicissitudini, mi riferisco per esempio al Mose, un po' particolari, però adesso è in funzione e ha risparmiato Venezia da un'ulteriore inondazione. Pensiamo alla galleria dell'Alto Garda che ha permesso all'Adige di scendere di qualche metro e evitare quindi a Verona di andare sott'acqua. Insomma, opere ingegneristiche che contribuiscono, se funzionanti e studiate correttamente, a disastri ambientali
che in altre regioni invece purtroppo si verificano. Questa volta, diciamo, l'ingegneria applicata al territorio, nei casi che ho citato, ha funzionato alla grande. Sì, si sono potuti evitare danni molto ingenti. Ha citato appunto la Galleria Adige Garda, che è una galleria storica che in qualche modo riesce a evitare situazioni molto rischiose e di pericolo per ciò che sta a valle dell'Adige, alla valle, diciamo, della Valle dell'Adige. E per quanto riguarda invece le attività o i rischi che si sono potuti evitare con il MOSE, sono sicuramente sotto gli occhi di tutti, per cui sì, ribadisco che l'intervento l'intervento tecnico con adeguati studi e messa in opera di strutture e infrastrutture adeguate sicuramente riescono a, se non a annullare, quantomeno a mitigare o limitare parzialmente gli effetti dannosi del dissesto. In conclusione, non sarà l'unico evento che farete su questi temi. Immagino che come ordine portiate avanti la tematica, anche perché diciamo se ne parla, i cambiamenti climatici sono all'ordine del giorno, per cui sostanzialmente l'attività della commissione proseguirà anche non solo internamente, anche nei confronti di un pubblico potenziale, quindi all'esterno, con altri appuntamenti, giusto ingegnere? Sì, assolutamente. La Commissione ha come obiettivo quello della formazione, dell'informazione e della sensibilizzazione, per cui è attivo su più fronti, proponendo nuove attività, nuovi eventi, nuovi convegni e seminari che in qualche modo vadano ad avere sempre come focus il tema della protezione civile, della sensibilizzazione della cittadinanza e delle figure anche addette ai lavori a quello che è il tema appunto della messa in sicurezza, dell'intervento tempestivo e della riorganizzazione, diciamo, della catena magari emergenziale finalizzata appunto a una mitigazione dei rischi e dei pericoli. Grazie ingegnere per la sua partecipazione, per la sua chiarezza anche espositiva. Insomma, ci fa piacere che l'ordine sia impegnato su un tema importantissimo, spesso sottovalutato forse, ma ce ne accorgiamo purtroppo soltanto quando c'è il danno reale, ma la prevenzione, come dicevamo, è fondamentale. Quindi grazie per essere stato con noi e per il contributo che l'ordine degli ingegneri di Verona porta a questa causa. Grazie a voi. Noi adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Come dicevamo, i dissesti idrogeologici, i cambiamenti climatici mettono a dura prova i territori italiani, non solo, è un fenomeno a livello mondiale quello a cui stiamo assistendo. In particolare, come sapete, la regione Toscana è stata gravemente colpita dall'ultima ondata di maltempo. Vediamo dal sito veronadaily.it anche gli alpini veronesi in soccorso in Toscana. Ancora attenzione per il maltempo in questa regione. Questo è un articolo del 4 novembre dove le vittime, insomma, lo sappiamo, sono salite a 7 o 8 addirittura. I volontari della protezione civile dell'ANA Verona sono partiti per prestare soccorso nelle aree coinvolte dal violento nubifragio. Qui vediamo alcune immagini e andiamo subito in collegamento per una testimonianza diretta con Luca Brandiele, che è coordinatore della protezione civile ANA Verona, ma al contempo ha anche un ruolo nazionale perché è coordinatore nazionale del modulo idrogeologico ANA Verona. Brandiele, grazie per questo collegamento. Dicevamo, insomma, in premessa, non mancano le occasioni per voi di dare il vostro contributo prezioso. Anche questa volta in Toscana avete risposto presenti. Certo, sì, esattamente, siamo partiti nell'immediato, proprio all'indomani dell'evento. Siamo partiti con un'aliquota molto importante, 22 persone, e adesso stiamo dando ulteriori rinforzi. Siamo già
al terzo turno con un avvicendamento di 12 volontari per turno, quindi siamo già più di 50 nell'insieme dell'evento, dall'inizio dell'evento. Si prevede il proseguo anche nelle prossime settimane fino a cessata emergenza. Che tipo di situazione avete trovato? Adesso vedremo anche qualche piccolo spezzone girato nell'immediato. È davvero così, diciamo, devastante l'impatto che ha avuto la pioggia, il maltempo, in quelle poche ore in cui è caduta una quantità molto elevata di acqua? Sì, certo. Allora, ovviamente i nostri volontari da giù ci vengono segnalati numerosi interventi proprio per allagamenti, quindi il nostro primo intervento è stato incentrato proprio sulla fornitura con la colonna mobile nazionale, che ricordo che non fa parte solo del terzo raggruppamento, ma anche della parte del primo e secondo raggruppamento Piemonte e Lombardia, e poi Centro Italia, oltre che al Triveneto. Siamo partiti subito con la prima colonna mobile all'indomani mattina dell'evento, cioè sulla notte, e con l'alto pompaggio. Praticamente abbiamo organizzato squadre pronte a partire con le pompe di alto pompaggio da 6.000 litri a seguire. Quindi abbiamo cercato di portare tutte quelle che possono essere posizionare le varie strutture, le varie attrezzature su dei punti proprio per cercare di abbassare l'acqua all'interno dei paesi, che come vediamo dalle immagini appunto erano circa un 50-60 centimetri, e alcuni punti nella parte più bassa raggiungevano anche gli 80 un metro. E dopodiché si passa, una volta ripristinata la rete principale, cioè che si è liberate le strade, dopo la seconda parte è quella del svuotamento dei condomini, delle abitazioni, per poi dar modo alle squadre logistiche, chiamiamole così, modo di poter aiutare le persone a svuotare case, cantine, da mobilio, da tutti quelli che sono i materiali che ovviamente sono rimasti danneggiati dall'evento. Succede in questi casi? Immaginiamo che i residenti siano disperati, in alcuni casi insomma abbiamo visto molte attività sono state molto compromesse, alcune abitazioni anche. Voi siete abituati ad intervenire in questi contesti, bisogna anche sapere un po' consolare queste persone che si vedono in qualche modo private dei beni più cari, no? Parlando sia di aziende ma anche di appunto luoghi familiari, case, abitazioni private. Sì, ovviamente le abitazioni, le persone in primis forse riescono a trovare, a vedere nella nostra figura quel piccolo supporto che intanto può portarli un attimino a superare il primo momento. Ovviamente per noi non è facile, ma anche perché poi cosa volete, la parte psicologica ovviamente è fondamentale. Noi cerchiamo solo di portare un attimino di supporto per alleviare un attimino tutte queste problematiche che si sono create in un momento, in un contesto che nessuno vorrebbe. Insomma, ecco, ovviamente Toscana, Emilia Romagna prima, cioè abbiamo lavorato un mese anche in Emilia Romagna. A noi ovviamente il nostro supporto è importante proprio per aiutarli nei primi periodi, nel primo momento, quello più emergenziale, se vogliamo chiamarlo così. Vediamo e siamo verso insomma la conclusione, non vogliamo portarle via troppo tempo perché immaginiamo che sia impegnato. Vedremo altre immagini. Diceva Toscana, Emilia Romagna sono frequenti gli interventi, negli ultimi anni si sono un po' intensificati questi fenomeni, anche per questo insomma oltre a un intervento immediato immagino facciate tanta preparazione, formazione, rimanete sempre aggiornati insomma per rispondere al meglio a quella che è un'esigenza che non è prevedibile, no? Quando c'è un intervento è d'urgenza. Sì, diciamo che le nostre squadre sono attrezzate, formate, costantemente abbiamo degli aggiornamenti perché
e per i mezzi, per il movimento terra, per i camion, per le gru, cioè siamo in continua evoluzione e ci teniamo sempre in ordine con tutte quelle che sono i brevetti, i patentini, i vari per le varie movimentazioni. E per l'idrogeologico spesso facciamo attività che possono essere esercitative e istruttive, perché formiamo sempre nuove leve oltre ai corsi che si vanno a realizzare durante l'anno. Noi sappiamo che questo è un periodo molto particolare, il periodo autunnale, e infatti spesso noi anche nelle varie zone, le varie squadre predispongono e fanno attività, vedi controllo delle paratoie per disposizione magari poi del genio civile, fanno lavoro di magazzino, preparano i mezzi, li predispongono. Noi quando vediamo un'allerta che dal giallo passa all'arancione, ecco, in questo caso noi per esempio predisponiamo già squadre e mezzi con delle prime aliquote pronte a partire. Ovviamente sono volontari, però la risposta è sempre molto positiva. Ricordiamo quanti sono i volontari che ruotano attorno ad ANA Verona, immaginiamo insomma sono diversi. Sì, attualmente siamo a 460 circa, numero più, numero meno, insomma, comunque unità più, uno meno. E siamo su quest'ordine, immagini, adesso solo con l'Emilia Romagna avevamo mosso 140 volontari, per esempio, nell'arco del mese solo che abbiamo lavorato giù. Dicevo, e siamo in conclusione, lei ha anche un ruolo nazionale per quanto riguarda il modulo idrogeologico, quindi ha uno sguardo anche più ampio rispetto a quello provinciale o comunque regionale e dicevamo ci sono diverse situazioni di allerta, forse la prevenzione, l'attenzione al territorio che forse è mancata negli anni che hanno preceduto il presente, l'oggi stanno presentando un po' il conto, no? Bisogna sempre fare prevenzione, manutenzione, non sempre negli ultimi anni si è fatta e ne stiamo anche un po' pagando le conseguenze. Non so se è d'accordo. Allora siamo d'accordo che la situazione sta evolvendo a sfavore e sicuramente ci sarà sempre più intervento. Io posso dire da esperienza personale che ho vissuto l'alluvione 2010 in casa praticamente, da lì le nostre squadre sono cresciute molto in dotazione, in formazione, quindi siamo sempre e cerchiamo sempre di ovviamente essere pronti, ci sono sempre nuove iniziative, nuove proposte, nuove attività che si vanno a fare. A livello nazionale, come per quanto riguarda l'ANA, abbiamo distribuito alcune attrezzature molto importanti perché diventa difficile gestire grandi attrezzature e tante in un unico posto. Ecco perché appunto noi come Associazione Nazionale Alpini abbiamo suddiviso i 4 raggruppamenti, che è la parte Italia, diciamo nord e centro Italia, e ognuno è dotato delle stesse analoghe attrezzature, dal camion per il trasporto delle varie pompe, manichette, più o meno abbiamo tutti la stessa dotazione, proprio per anche uniformare, e questo è appunto che ogni squadra sia uniformata e abbia un metodo univoco per lavorare. Assolutamente, la ringraziamo davvero Luca per questa testimonianza. Luca Brandiele, appunto coordinatore protezione civile ANA Verona, con il ruolo di coordinatore anche nazionale del modulo idrogeologico. Grazie anche da parte nostra, insomma, per tutto quello che fate con i vostri volontari. Ringrazio voi per l'attenzione riservataci, grazie. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Insomma, vedete quanto è importante anche che ci siano queste persone che dedicano del tempo a titolo gratuito per gli altri, insomma una catena di solidarietà professionale, perché in questo caso c'è della formazione, c'è della preparazione, quindi complimenti davvero all'Associazione Nazionale Alpini per quanto riguarda anche la protezione civile nello specifico. Noi ci lasciamo ancora per uno spazio di pubblicità e poi andiamo per la chiusura, il proseguo della puntata.
Ritorna in grande stile Tutti Amici ogni giorno in diretta dalle 11 alle 13.30 su radioadige.tv con ospiti, curiosità, novità e soprattutto territorio. Ricordatevi che i protagonisti siete proprio voi, ogni giorno in diretta Tutti Amici. www.radioadige.tv. E questa era la voce di Luca Brandiele. Adesso andiamo in conclusione ricordando il tema del giorno e anche il sondaggio del giorno. Rischio idrologico, problema sottovalutato? Vi chiediamo questo oggi nel sondaggio quotidiano del nostro Daily. Voi potete rispondere fino alla mezzanotte di oggi: sì, dovremmo costruire con più attenzioni e fare più manutenzione; no, gli enti stanno lavorando sul territorio per prevenire i danni. E rispondete poi domani sul Daily di giovedì, appunto, ci sarà l'esito di questo questionario. Vi ricordo che domani c'è la nuova puntata della Settimana Varese della Finanza dedicata al mondo bancario e al mondo della finanza. Ospiti prestigiosi, seguiteci sempre alle 18 e poi replica alle 21. Grazie per averci seguito.